Allora, torniamo qui a noi. Abbiamo visto quindi più o meno luce e ombre. L'importante è che tanto il sistema regga, sostanzialmente vediamo un messaggio, capiamoci bene, ma questa politica sa che senza bonus e contributi tutto il meccanismo economico si ferma? Perché se manchi schei, cioè, certo, e quindi per forza di cose. Noi cerchiamo anche di evidenziare questo fatto, no? Però ci deve essere anche un equilibrio chiaramente nel ragionamento sui bonus e sui contributi. Altrimenti devono essere tarati per chi effettivamente ha bisogno, perché abbiamo saputo di cose che sono successe con i super bonus che tutto sommato è vero hanno creato PIL, hanno creato lavoro, però sono finite risorse a chi non aveva assolutamente bisogno. Mettiamola così. Poi teniamo conto che abbiamo in questo momento settori, l'abbiamo detto prima ma voglio ribadirlo, dell'automotive, della moda, che sono estremamente in crisi, che hanno i dipendenti in cassa integrazione, che hanno i mercati totalmente chiusi, e lì ci sono problemi, cioè, non è che parliamo di bonus, lì bisogna rivedere probabilmente il modello dell'economia o ragionare a livelli più alti. Noi partecipiamo ai tavoli regionali sull'automotive e della moda, ma le soluzioni che escono cos'è? Formazione per una riconversione aziendale, puntiamo sulla cassa integrazione in deroga. Ma questa non è crescita. È mettere il cerotto sopra la ferita, sì, ma non è che ci sia la guarita. E non è semplice, cioè non è che la mia sia, dobbiamo fare diversamente. Bisognerebbe trovare una soluzione, è che l'economia in questo momento, per effetto delle incertezza, i dazi, la crisi geopolitica e altro, crea tanta confusione e tanta preoccupazione, insomma. Certo. Quindi... un altro messaggio, tutto è cambiato con i bonus perché oramai non si fanno più lavori se non urgentissimi, se non ci sono questi incentivi. Di fatto però è così. Di fatto è così, e purtroppo il nostro parco edilizio immobiliare è molto vecchio, non solo quello delle macchine ma anche quello degli immobili. Ed è molto privato, perché nei confronti di altri territori, di altri stati, dove c'è una grande parte di patrimonio pubblico oppure di grosse società che quindi possono affrontare gli investimenti in maniera diversa. Nel nostro caso è per la maggior parte privato, e quindi il privato, se non ha la moneta per poter fare i lavori, o un incentivo, un sostegno, non ha convenienza di farli, anche perché avrebbe ritorni economici impossibili nel tempo, per un investimento che va a fare. Quindi uno non è incentivato neanche a cambiare la caldaia, a mettere i pannelli solari o altro, perché dice sì, spendo 10.000 euro, li recupero in 2 anni, 3 anni, mi va bene, li recupero in 20 anni, anche no, cioè voglio dire... uno realisticamente deve guardare... succede anche questo, no? Chiedevo appunto l'altra questione, manodopera. Poco tempo fa, perché poi voi avete lanciato un grido d'allarme anche a gennaio, tra l'altro, allerta, manco manodopera, non si trova, oppure quella che c'è passa e va via, insomma, giovani. Qual è adesso la situazione? È cambiato qualcosa? Continua a essere di difficoltà. Abbiamo da una parte le imprese, le aziende che sono in difficoltà, come si diceva prima, che hanno purtroppo manodopera magari in sovrabbondanza in questo momento, perché se il mercato non tira uno non produce all'interno del proprio settore. D'altra parte però in tutti i settori che noi, penso quindi al legno, alla meccanica, all'edilizia, comunque c'è la necessità di inserire nuove figure, perché è ben vero che c'è una situazione in questo momento una situazione statica, di debolezza, ma dobbiamo pensare che il sistema possa anche riprendersi, i cicli economici sono sempre un po' su e giù, quindi ci sarà una ripresa, e se non c'hai le manodopera per fare i lavori diventa estremamente difficile. Sono uscite recentemente statistiche che parlano di cifre abbastanza importanti di mancanza di personale, e questa è una gran verità, perché c'è il tema degli extracomunitari, gli stranieri. Siccome il vostro settore non è la classica fabbrica catena di montaggio, ma dove si richiede una competenza, una manualità, un corso di formazione, non un semplice corso di formazione, ma una scuola professionale, è ipotizzabile far ricorso a stranieri che arrivano, che si pensa di formarli in pochi mesi e poi metterli... Anche nell'edilizia c'è la scuola edile, devi fare 8 anni, non è che puoi andare e cimentarti Questo è il tema, però noi come in questo caso CNA nazionale
Siamo partiti con un progetto che sta arrivando un po' alla conclusione in questo periodo, dopo 2 o 3 anni di lavoro, per avere una collaborazione, in questo caso è con l'Egitto, in cui c'è una formazione di personale, di ragazzi, per il settore dell'elettrotecnica o della meccanica, settori di questo tipo, direttamente in Egitto, utilizzando anche scuole di formazione in parte date da strutture italiane che sono già presenti in quel territorio, e questi ragazzi che vengono formati hanno una formazione anche sulla lingua italiana, sul metodo importante di vita, diciamo, in Italia, potranno venire in Italia, c'è già la corsa da parte delle imprese di quei settori per accappararseli, con una formazione di base, e questo secondo me è un percorso positivo. Cioè, non prendiamo quello che arriva col barcone che magari è pieno di buona volontà, però non ha nessuna formazione. Quello è il problema che Questi sono i corridoi, diciamo, i corridoi professionali che possono essere il futuro per la mancanza di personale in prospettiva, soprattutto, che abbiamo, perché anche mancano giovani qui da noi. Infatti, quindi c'è il tema anche questo. Alcune grosse imprese lo stanno facendo in proprio, però hanno la capacità economica di gestire questa cosa. Ma stiamo parlando di grandi realtà. Noi abbiamo utilizzato, diciamo, come CNA fondi europei, c'è un progetto molto importante e nel giro di pochi mesi dovrebbe dare i primi frutti, quindi poi valuteremo se questo è positivo. Utile. Gli artigiani sono calati oltre il 20% e non capisco il perché trovare un idraulico povero è impossibile, per cui come mai non ci sono? Non ditemi che il lavoro è faticoso, lo è tanto quanto gli altri lavori. Sì, però di fatto in parte è vero quello che dice, è che in questo momento da parte dei giovani c'è meno propensione a fare i lavori manuali e fare lavori di quel tipo, insomma. Assolutamente. Poi c'è una scolarizzazione più elevata, quindi uno aspira a fare lavori di liceo, va a fare diverso, l'università, poi magari lavora in call center a rispondere, però succede questo ed è il segnale che noi cerchiamo di dare ai giovani, dicendo che anche nelle piccole imprese c'è molta tecnologia, ci può essere una crescita professionale e di soddisfazione notevole. Abbiamo un welfare legato alla bilateralità molto importante anche per i giovani, per le famiglie in conseguenza che lavorano da noi. Spesso questo elemento non è conosciuto, però non è facile far sì che questo messaggio sia veicolato e arrivi poi a chi deve recepirlo, diciamo. Lei ha portato con sé un manuale, 100 semplificazioni, edito da CNA Nazionale. Certamente. Ce ne accenna, perché semplificazioni nel nostro sistema è una parola. Questo è un lavoro molto importante fatto da CNA Nazionale e è un osservatorio che tutti gli anni viene fatto, diciamo, su settori specifici, individuando le debolezze dal punto di vista della burocrazia che attanagliano, che appesantiscono l'attività delle nostre imprese. Cioè situazioni di ridondanza, diciamo, di controlli, di pratiche, di permessi, di richieste che spesso rallentano, fanno perdere un sacco di tempo alle nostre imprese. Allora, un'impresa grossa, strutturata, chiaramente è organizzata in maniera diversa ed è in grado di affrontare la burocrazia, che è pesante anche per la grande impresa, però in maniera diversa. Per i piccoli è più difficile. Quest'anno, mi pare che sia il 6° o il 7° anno che viene fatto questo osservatorio, abbiamo presentato, come dicevo, questo libretto, ve lo faccio vedere. Sono 100 semplificazioni per liberare le energie delle piccole imprese. Cosa c'è dentro? Qui ci sono 100 possibili, allora, sono evidenziati 100 problemi in settori diversi. E per ogni problema c'è anche la soluzione. Per ogni problema è individuato, diciamo, la soluzione, e oltre alla soluzione individua anche la modifica normativa che potrebbe, diciamo, rendere attuale quella proposta di miglioramento. A costo? A costo mediamente zero, perché non richiede investimenti, richiede solamente la capacità da parte del legislatore nazionale o regionale o anche locale in certi casi di vedere più avanti della punta del naso e capire che certi passaggi sono, diciamo,
sovrabbondanti e che le stesse cose possono essere fatte a favore dell'impresa in maniera più semplificata. Questo verrà presentato anche alle istituzioni regionali per quel che compete alla Regione, in modo tale da vedere se si riesce a sollecitare faremo un convegno, un evento che cercheremo di sviluppare il più possibile per dare, diciamo, per divulgare il lavoro, che è veramente molto molto interessante. Adesso non c'è tempo per entrare nelle singole, magari lo faremo più avanti, però ci sono tanti elementi che gridano vendetta. Ci sono, guarda e legge, dice, ma è talmente semplice semplificare sta cosa, però non è stato fatto. In sostanza, diciamo che la pubblica amministrazione non si è evoluta come si è evoluto il sistema economico, cioè il concetto, la sintesi di base. Alla presentazione del libro c'era il professor Sabino Cassese, che collabora tutti gli anni con CNA su questo tema, e l'ha evidenziato in maniera esemplare. Cioè, purtroppo abbiamo una macchina dello Stato che è ferma rispetto a come procede l'economia, la società, le imprese e altre cose. La sintesi è un po' questa. Chiaro. Un'ultima cosa, 17 luglio di quest'anno sarà una data importante per voi, perché andate? Allora, noi quest'anno stiamo completando il rinnovo, lo definiamo congresso, di tutta la CNA del Veneto, ovvero partendo dai territori, quindi le singole CNA, che ricordo c'è Belluno, c'è Treviso, c'è Venezia area metropolitana, c'è Padova Rovigo e c'è Veneto Ovest, Vicenza, Verona assieme, quindi sono 5 realtà territoriali. Tutte queste vanno al rinnovo dei propri organismi, quindi presidente, presidenza, direzione, cioè tutte le strutture, diciamo, direzionali a livello di imprenditori, e anche la stessa cosa per le singole categorie, quindi i meccanici, l'edilizia, gli ottici, tutti i vari settori. È un processo molto impegnativo che sta impegnando molto tutte le strutture, perché c'è da coinvolgere chiaramente le persone, da coinvolgere i giovani, coinvolgere le donne, cercando, e questo è l'auspicio che io faccio, e in parte si sta verificando, ci sia l'inserimento di nuove figure che in prospettiva possono dare una linfa, diciamo, migliore. Quindi giovani e anche donne. E anche donne, chiaramente, che abbiamo tante donne imprenditrici. Tutto il percorso si concluderà il 17 di luglio con il Consiglio regionale elettivo di CNA, in cui verrà eletto il Presidente per i prossimi 4 anni e la struttura, diciamo, la Presidenza, gli organismi generali della CNA del Veneto. Quindi avrete da lavorare. È un passaggio molto molto importante che, come dicevo, ci sta impegnando molto, però è la democrazia nostra interna. È previsto che ogni mandato può essere fatto per 2 volte, cioè 4 anni più 4 anni, quindi per forza di cose c'è un rinnovamento che alle scadenze deve per forza avvenire. Assolutamente. Allora, Presidente, io la ringrazio, buon lavoro, visto che sarà un periodo molto caldo dal punto di vista lavorativo. Grazie. E ci rivedremo per riaggiornarci, aggiornare i nostri telespettatori sulla situazione. Rivolgetevi a CNA del Veneto se avete dei dubbi, perplessità, per tutti gli aggiornamenti normativi, per avere anche dei supporti di carattere economico, perché c'è la bilateralità che è molto importante, e naturalmente noi ci vediamo presto. Rivedete la puntata sul web e su YouTube.